Sono contento di vederti tanto, tanto, tanto. Allora se mi do 10 minuti per dare un pensiero qui, vengo a completare a una zona archeologica di grande di interesse. E anche ai tempi romani, quindi a Riva di Barès, questa zona, hanno trovato anche dei pavimenti in mosaico. E poi tumuli che ancora prima, quindi scelti prima, 4.000, 3.000, 3.000 anni fa, questi segni di tumuli. Quest'anno però in modo particolare abbiamo anche il segno delle pecore tutto organizzato, guarda che bene, no? Quindi oggi in modo particolare noi facciamo memoria di questo, ma dobbiamo andare indietro a queste zone qui, tumuli, che adesso vengono ogni anno anche valorizzati quando sono le giornate in cui vogliono conoscere il sole, eccetera, specialmente in dicembre, dai tumuli vogliono anche notificare le giornate. E allora la transumanza di quest'anno è arrivata proprio anche qui oggi, e qui accanto a noi sono le pecore del nostro carissimo Tassan, cognome come il mio. Non siamo parenti, ma in Adamo siamo parenti. Quindi ricordiamo questo, mentre questa transumanza ha portato le pecore oggi a riposare in questa stupenda valle nostra, qui sotto le nostre montagne. Quindi siamo qui dopo questa transumanza, vediamo le nostre belle pecore, gli agnellini anche nati in questa mattina, già segnati dai padroni qua, con il 5, il 6, il 7, no? Bene, in questo mese di novembre. Ecco, ricordiamo quindi i sacrifici della nostra gente, i sacrifici di ieri, dei nostri nonni e bisnonni, e i sacrifici anche di oggi, di questa gente nostra, grandi, grandi agricoltori moderni che sanno vivere in mezzo agli animali e conoscono tutte le leggi della natura, non solamente sanno scoprire il sasso qua, che valore ha, o il ferro che era in queste piccole miniere nostre, o i luoghi storici antichi, ma sanno conoscere la natura di tutte quante le cose. Sono di grandi maestri, di grandi professori. Non vale la pena di essere degli storici davanti a questa gente che pratica, che veramente pratica. Siamo qui dopo la transumanza di quest'anno. È arrivata dalle nostre montagne, dal Piancavallo, giù per le palle di Costa, la Madonna de Mont e il Paus della Salve Regina davanti alla Madonna, perché si fermavano lì sempre a dire una preghiera i nostri antichi quando andavano su e giù dalla montagna e con le pecore, con le mucche, e anche a fare il fieno o a portare giù il fieno o a fare le legna, a portare giù la legna o a portare giù i scasot della Monte, i formaggini che davano, poi vendevano a Pordenone o alla Repubblica di Venezia. Questo per secoli, per secoli. Perché la Repubblica di Venezia? Perché i formaggi diventati vecchi, noi chiamano anche adesso scasot, serviva per le navi. Gli veneziani, come mangiare in modo particolare nelle navi, usavano il formaggio delle montagne pordenonesi, delle montagne carniche. Tenere ben presente questo. E questo per 200, 300, 400 anni, dal 1500 al 1800. Quindi le nostre montagne sono state importantissime come pastorizia anche in quei secoli. Anzi, una certa ricchezza aveva portato la pastorizia in quei tempi, perché in quell'epoca proprio sono nate le nostre belle chiese, quindi c'era possibilità anche di capacità di denaro, le nostre case fatte coi cops, prima erano coperte con strame, i portons con l'arco 1500, 1600, 1700, che denota un certo benessere della nostra popolazione attraverso in modo particolare la pastorizia. Allora ancora non era l'emigrazione, la pastorizia doveva vivere abbastanza bene, l'emigrazione al massimo si andava a Venezia. Allora è venuto il momento di dare anche la benedizione in questo giorno
mentre invochiamo la Madonna che noi chiamiamo la Madonna del Monte, per noi, titolo di Maria, il Madonna del Monte, i santi, i nostri patroni, specialmente il Beato Marco d'Aviano, nostro conterraneo, che ha visto le transumanze chissà quante volte, quando era, tanto più che loro avevano della terra, erano possidenti. Possidenti, sì. Eccoci. Allora, tiro giù il cappello e come prete marsurese avianese do la benedizione a questi animali, a tutta la nostra zona, a tutta la nostra storia, ricordando la grande storia di questa terra, con l'augurio per l'avvenire di questa gente, di questi nostri popoli, di questa nostra terra. L'emblema delle pecore dicono la mitezza, la bontà, sono il simbolo della bontà, la pecora. Allora, invocando la Madonna e il Beato Marco d'Aviano, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su questi animali, su questa terra, sulle nostre famiglie, su tutti quanti noi e rimanga per sempre. Amen. Tento, canto anche un canto alla Madonna in friulano. Me mari tantis voltis me distan ben di te, me dis che tu sei buine, me dis che tu sei biele, me dis che tu sei mari di duciancia di me. Me dis che tu sei biele, me dis che tu sei buine, me dis che tu sei mari di duciancia di me. O mari benedette, mostrai Michel Ninin, faceit che io lo ciali, faceit che io lo tocci, faceit che io lo bussi che il fantolin, faceit che io lo ciali, faceit che io lo tocci, faceit che io lo bussi che il fantolin, lo bussi che il Fantolin. Ecco la grande benedizione e adesso una mano, noi due, accanto alle pecore per dire che vogliamo sempre augurare a tutti, ai nostri cari e al mondo intero, pace e bene. Grazie. Ecco, andiamo perché aveva una quasi. Guarda che Antonio la mette solo la miniera. Hai messo da solo e fai il morto al fuoco di sicuro. E se può, se può. Quanto mai,